Siamo con Andrea Giordano del Seregno Hockey dopo la gara persa contro la Roller Hockey Scandiano. Che gara è stata, Andrea? Beh, sicuramente lo Scandiano ha dimostrato di essere giustamente in vetta alla classifica in questo momento, ha dimostrato di essere un periodo di grande forma, però credo che non abbiamo sfigurato questa sera, abbiamo giocato ad armi alla pari, abbiamo purtroppo sempre rincorso e all'ultimo non siamo riusciti a recuperare per il blu anche a Cirino che ci ha penalizzato, ci ha fatto giocare in tre i minuti più caldi della partita, però è andata così, complimenti allo Scandiano, noi adesso mettiamo giù la testa e continuiamo a lavorare come stiamo facendo. Arrivavate da 2 vittorie esterne all'inizio del campionato, insomma imbattuti finora, e qui anche in casa della capolista avete lottato. Come dicevi tu, è stata una gara comunque divertente e siete stati in partita fino all'ultimo. Sì, sì, in questo inizio di campionato sicuramente le gare in trasferta hanno fruttato di più, però ci ripromettiamo di vincere anche in casa per dare soddisfazione al nostro pubblico. Ti chiedo in chiusura, tornate fra una settimana in terra emiliana perché si viene a giocare a Correggio, a pochi chilometri da qui. Che ti aspetti dal prossimo match? Sarà un'altra gara durissima come questa perché anche il Correggio è in un periodo di ottima forma, quindi sarà una settimana in cui dovremo impegnarci al massimo ed essere super concentrati per la prossima partita che per noi è una nuova finale. Grazie. Grazie a voi.